Ormai tutto pronto per questa sesta corsa. Sono femmine di 5 anni, 6 al via, 1 Zarciba, Roberto Vecchione, 2 Zeudi Mask, Leonardo Guidi, 3 Ziniamou, Marco Stefani, 4 Zawadi, Antonio Greppi, 5 Zaira delle Selve, Maurizio Visco, 6 Zoschetual, Lorenzo Baldi. Femmine di 5-6 anni, non vincitrici di 35.000 euro in carriera. In seno accettato l'ingaggio. Vediamo discosta come sempre Zaira delle Selve, che rinuncia al lancio. Velocissima Zawadi, si porta al comando su Zoschetual. Seconda posizione per Zarciba davanti a Zeudi Mask, quindi in vantaggio la Marajà di Antonio Greppi. All'esterno Zoschetual, sulla quale Lorenzo Baldi ferma e cerca posto alla corda. Prova a mettersi quinto, ma gli rientra anche Zaira delle Selve, quindi si mette in coda. Intanto Zawadi è al comando ed è ormai al paletto dei 400 metri. Con tutte le femmine in fila indiana, viene fuori 38 il primo quarto, ha rallentato e ne approfitta Maurizio Visco con Zaira delle Selve che avanza deciso al largo sul rallentamento. La sua schiena è presa da Zoschetual che non voleva rimanere scoperta. Intanto arriviamo ai 600 in 47,5, 16,7 per la curva. Ha fermato Antonio Greppi con Zawadi. Lo vediamo qui al comando davanti a Zarciba, sempre seconda alla corda su Zeudi Mask. 16,7 qui davanti, anzi 15, 1,2,5 il giro, con sempre Zawadi a condurre su Zaira delle Selve, Zoschetual in seconda pariglia. Ora anche Ziniamou esce a fare la terza pariglia di fuori, il chilometro va via in 1,18 scarso. Sempre in vantaggio Zawadi, Zaira delle Selve che attacca, poi Zarciba seconda alla corda coperta da Zoschetual. Ora fa sul serio Antonio Greppi con la figlia di Marajà che percorre la retta di là in 14,4, subisce un po' il ritmo Zaira delle Selve che retrocede in schiena Zeudi Mask. Zarciba alla destra libera, siamo a 250 metri dalla conclusione. Zawadi sempre in vantaggio, Zarciba si prepara, più indietro le altre, ultima curva passata in 14,7, retta d'arrivo, si butta di dentro Zarciba, Zawadi cerca di difendersi, ci prova Roberto Vecchione, ma agli ultimi 50 metri Zawadi ha ancora energie per difendersi egregiamente su Zarciba, mentre al terzo è Zeudi Mask. 28,7 a chiudere, 14 secco la retta d'arrivo, 1,15,5 la media al chilometro per Zawadi, la Marajà della scuderia di Daniele Ricci con Antonio Greppi alla guida, Luca Talpo al training. Ci prova Zarciba, ma ancora buone energie per difendersi Zawadi e coglie il successo in questa sesta da Bologna.